Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry 3. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player dirigendoci verso una nuovissima avventura, ovvero Asso nella Manica. Dobbiamo raggiungere il complesso probabilmente residenziale di Hoyt per farlo fuori e completare la nostra avventura. Allora, a quanto pare sono riuscito a raggiungere questa sorta di collinetta al sud dell'isola, vicino a questo piccolo negozio in questa cittadina chiamata Gatstown, per rifornirmi di armi e munizioni, ma anche per recuperare le forze. Come potete ben vedere ci ritroviamo davanti al nostro piccolo armadietto scolastico. Vediamo un po' quello che sono riuscito a comprare. Allora, per quanto riguarda le munizioni ho ricaricato il tutto. Per quanto riguarda l'inventario ovviamente mancherà ancora qualche pallottola, però ce la stiamo cavando abbastanza bene. Ho acquistato il massimo delle faretre, le granate, molotov e tutto il resto per affrontare il nostro nemico nella maniera migliore. Per quanto riguarda i fucili d'assalto, sono riuscito ad acquistare, come dire, l'MS16, un fucile molto particolare con gittata, potenza e mire eccezionali. Ovviamente richiede un'abilità di fuoco abbastanza elevata e poteva essere abbastanza figo per combattere. Sembra uno di quei fucili che gli americani utilizzavano nelle guerre in Vietnam. Potrebbe essere davvero molto particolare e molto utile da utilizzare in questa nuova missione. Per quanto riguarda le armi secondarie sono riuscito a comprare, anzi le armi secondarie, un nuovo fucile di precisione che qualcuno di voi mi ha consigliato, ovvero lo Z93. Non ci sono fucili più potenti di questo nostro calibro 50. Per farla breve, se fai centro è morto. Date un'occhiata agli attributi di precisione, danni e gittata, davvero una cosa spaventosa. Potrebbe essere utile per appostarci in qualche collina o in qualche albero per far fuori Hoyt da lontano. Vedremo un po' quello che potremo fare. E soprattutto l'arma più attesa, ovvero il Vector 45 ACP, con una cadenza di fuoco davvero impressionante, importato sicuramente dall'Europa. È davvero un'arma molto particolare che vedremo di utilizzare in queste ultime missioni. Molto bene, allora vedremo di uscire immediatamente da questa nostra bella capanna. Oh, il sole splende in alto, date un'occhiata. Il nostro bel fucilone. Vediamo di provarlo direttamente su una bella gallina. Anzi no, probabilmente qua ci arrestano se gli tocchiamo le galline a questi maledetti. Allora, il nostro Hoyt si ritrova probabilmente al centro della nostra isola. Diamo un'occhiata dove è il bersaglio. Eccolo qui, probabilmente a 2 km dalla nostra posizione, vicino al ponte di Little Gate. Perfetto. Allora, io avevo visto qui intorno un piccolo deltaplano. Potrebbe essere molto utile per accorciare la strada e magari prendere un po' d'aria fresca, visto che siamo ancora un pochino addormentati, visto che siamo usciti dalla nostra bella capannaccia. Allora, vediamo se possiamo prenderlo. Avanti Jason! Abbastanza pesantucci questi deltaplani. Ok, 1500 metri in caduta libera. Vediamo quello che possiamo fare. Oh, guardate che bella. Ehi, attenzione, qua passano le aquile. Siamo probabilmente a 500-600 metri sul livello del mare. Allora, vediamo un po'. Attenzione, mannaggia quest'aquila. Attenzione se fa qualche, come dire, bisognino sulla nostra testa. Wow, guardate un po' che figo. Era un bel po' che non arrivavo su un bel deltaplano. Qui abbiamo il nostro falco, la nostra guida principale. Seguiamo il falco e arriveremo sicuramente alla nostra meta. Ovviamente, come facevano gli antichi, seguivano il fiume più vicino. Noi seguiremo quest'oggi il nostro falco. Attenzione a non sparare qualche bisognino, perché siamo usciti ora dalla doccia, amico mio. Allora, abbiamo 2 medikit. Non ho fatto, come dire, la raccolta di particolari piante. Credo di potercela fare con questi medikit. Soprattutto ho ancora una bella punturina di endorfina, quindi potrebbe essere davvero molto utile. Attenzione a questo nostro caro amico. Eccoci diretti verso il nostro bersaglio. Andiamo con il nostro caro deltaplano in caduta libera, forza impicchiata. Siamo riusciti ad arrivare a circa 700 metri dalla nostra posizione. Andiamo, forza. Ah, perfetto. Probabilmente avrò come arma principale, per quanto riguarda le pistole, una bella Desert Eagle. Siamo arrivati in un bel campo di fiori, come dire, fiori, come dire, di piante che potrebbero essere utili per comporre le nostre medicine. Vediamo di attraccare qui. Ok, utilizziamo la nostra bella tutelare, dannazione, presto! No, 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 no. Ok, meno male, perfetto. Mi ricordo ancora come si usa. Utilizziamo il nostro bel paracadute. Probabilmente all'aquila gli abbiamo spezzato le ali. Olè, perfetto. Vediamo di raccogliere un bel po' di roba. Qui abbiamo un bel ruscellino. Vediamo di raccogliere qualche bella pianta azzurra per la composizione di qualche elemento molto particolare. Allora, ecco qua, vediamo cosa ritroviamo. Fior di loto. Questi servono davvero moltissimo per recuperare le forze e soprattutto aumentare la resistenza del nostro personaggio. Allora, vediamo un po' da questa parte. Mi sa che avevo visto qualche altra pianta di color verde. Attenzione che passa qualcuno, vediamo un po'. Ah, probabilmente sono dei miliziani appartenenti alla nostra stessa causa, quindi possiamo lasciarli stare. Perfetto. Date un'occhiata a questo Vector. Non ho avuto neanche i soldi per modellarlo per quanto riguarda particolari personalizzazioni, però è anche figo in queste condizioni. Allora, dov'è il nostro caro Hoyt? Perfetto, a 600 metri dalla nostra posizione. Mi sa che ci dobbiamo fare un bel po' di camminata. Vediamo se riusciamo a trovare qualche auto da queste parti, magari qualche
ragazzone che si è fermato da queste parti. Vediamo di utilizzare immediatamente il nostro fucilone del Vietnam, il fucilone che aveva John Rambo nella guerra del Vietnam. Attenzione che qua probabilmente il ponte è stato rialzato, dobbiamo pagare il pedaggio probabilmente per farlo riabbassare. Vediamo se c'è un fattorino da queste parti, qualcuno. Dannazione, mi sa che è completamente vuoto. Mi sa che dobbiamo necessariamente attraversarlo. Andiamo, vediamo se c'è qualcuno qui dentro. Magari possiamo... Ponte di Little Gate, addirittura c'è una piccola descrizione che ci narra il passato di questo ponte. Vediamo un po' che cosa dice. Il ponte di Little Gate doveva essere l'ingresso di un canale più grande che avrebbe permesso alle navi di portare le merci direttamente al centro dell'isola, una sorta di comunicazione. Allora, purtroppo le acque sono troppo basse per le navi di quelle dimensioni. Non so chi abbia costruito il ponte, ma si è trovato con le braghe calate. Mamma mia. La sella barzelletta della puttana e del pinguino, ecco, uguale. Mamma mia, probabilmente sarà stata una sorta di dispendio di denaro. Vediamo se possiamo fare un bel salto. E il nostro Jason alle Olimpiadi era in salto in lungo, quindi queste ovviamente sono sciocchezze per noi. Vediamo di procedere. Il complesso residenziale di Hoyt, o forse militare, deve essere dall'altra parte della collina. Adesso vedremo di dare un'occhiata alla situazione. Intanto c'è un bel venticello di ponente che ci fa risvegliare il nostro caro animo di guerriero. Anzi, a proposito di guerriero, mi sembra di aver sbloccato qualche abilità nel menu stesso. 6 punti di abilità inerenti quindi alla sezione del combattimento, ovvero del nostro airone. Allora, vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Ipersiringa, le siringhe che prepari durano il 50% in più. Questo potrebbe essere davvero molto utile. Però io direi che dobbiamo potenziare qualcosa inerente alla resistenza, come per esempio la nostra abilità dello squalo. Vediamo un po'. Guida evasiva, usa tecniche di guida evasiva per ridurre del 50% i danni subiti. Questo potrebbe essere molto utile. Invece diamo un'occhiata a questa. Abbattimento a catena. Esegui abbattimenti a catena, quindi uno dopo l'altro per guadagnare più esperienza. Dannazione, vorrei sbloccare maglietta della salute. Richiede corazza acquistata. Dannazione. Dobbiamo soddisfare questi requisiti. Allora, indossa una corazza correttamente per assorbire il 50% in più di danni, maledizione. Diamo un'occhiata invece nel ragno se c'è qualcosa di disponibile. Estrazione rapida, guarda nel mirino e cambia arma più velocemente. Questo potrebbe essere davvero molto utile. Vediamo un po'. Il più veloce del West, mamma mia. Abbiamo l'abilità Clint Eastwood diretta. Ricarica fucili d'assalto, fucili da cecchino più velocemente. Molto bene. Allora, vediamo un po', mi sa che abbiamo terminato le nostre, come dire, le nostre offerte quest'oggi. Abbattimento saccheggio. Saccheggia automaticamente il bersaglio mentre esegui un abbattimento. Questo potrebbe essere molto utile per evitare di perdere parecchio tempo. Ok, per adesso può andare abbastanza bene. Vediamo un po' questo. Gran mitragliere, ti permette di usare un'arma fissa più a lungo senza che si surriscaldi. No, meglio rimanere sempre nell'ambito della realtà. Perfetto. Cerchiamo di continuare in questa direzione. Allora, vediamo un po', probabilmente da quella parte ci sarà un bel vulcano. Guardate un po' che quanto sono alte quelle montagne laggiù. Probabilmente non ci potremo mai arrivare. Meglio fermarci da questa parte. Ecco, riesco già a vedere il nostro complesso residenziale. Vediamo se possiamo arrivare direttamente. Addirittura ci saranno delle guardie da queste parti. Ci siamo portati qualche soldo, vero Jason? Perché probabilmente Hoyt ci ha invitato a una partita a poker, quindi speriamo che la fortuna sia con noi. Diamo un'occhiata. Eccoci direttamente nel cortile di casa del nemico. Eccolo qua. Speriamo che ci faranno entrare. Allora, area ristretta, non oltrepassare da questo punto. Però ovviamente noi abbiamo l'opportunità di farlo. Nascondiamo le armi, Jason. Ecco qua i nostri cari ragazzoni. La nuova recluta si crede speciale perché Hoyt ha parlato con lui. Hoyt parla con un sacco di gente. Ha parlato con Bass. E ora dov'è Bass? Questo ci vuole buttare giù di morale. Stai zitto, amico, che ti... Sei con Sam? Quello è un cazzo di duro. Tu sei un duro, pesciolino. Meglio che me ne vado da questi soldati perché rischio di prenderli a cazzotti. Quindi meglio che andiamo direttamente dal nostro caro Hoyt. Questo deve essere l'ultimo complesso residenziale, come dire, del nostro caro amico, che probabilmente da qui dominerà l'intero paesaggio. Allora, ecco il luogo dove ci aspetta Sam probabilmente. Vediamo quello che dobbiamo fare. Allora, diamo un'occhiata. Eccolo qua, il nostro pelatone di turno. Allora Sam, che cosa dobbiamo fare quest'oggi? Ok, amico. Ti senti pronto? O ti serve ancora Tutto a tempo? posto, ragazzo. Una volta che iniziamo, non si torna indietro. Mamma mia. Allora, non si torna indietro. Queste frasi le ho sentite un centinaio di volte in, come dire, decine e decine di romanzi. Allora, da questo punto in poi l'accesso all'isola, alle ricerche, alle attività sarà limitato. Potrai continuare dopo aver completato il tuo viaggio. Questo ci limita necessariamente alla nostra missione, quindi alla nostra avventura e a tutto quello che abbiamo fatto per arrivare fino a questo punto. Non si torna indietro. Varchiamo questa soglia. Bene. Ho un coltello nascosto nello stivale. Tu distrailo quando dico affare fatto. Ok, capito. Ah, benvenuti ragazzi, entrate, sedetevi. Hold'em a 5 carte, va bene? Sì? Spero che la fortuna sia con me quest'oggi. Che cosa posso offrirvi? Volete qualcosa da mangiare? Delle noccioline? Vodka alla pesca. No.
Dannazione, Jason. E il poker, che roba. Chiedi a qualcuno per strada e ti dirà che è un gioco d'azzardo. Oppure parla con Sam e ti dirà che è tutto un bluff. Vero, Sam? Yeah. Yeah. Ma non lo è, vero? Si tratta di farti giocare finché il banco non vince. Io Allora, rilancio. vediamo un po'. Vedo. Vediamo un po' nel piatto $60. Vediamo un po' che cosa abbiamo nelle nostre carte. No, Vedo. voglio vedere le carte, dannazione. Siamo andati a giocare senza guardare neanche la nostra mano. Vediamo un po'. Bella questa. Coppia di 10, perfetto. Anche un jack di cuori. Rendiamo le cose interessanti. Quanto ha messo il nostro caro amico? Vediamo. Ha messo $55. Ma io con una coppia di 10 andrei, anche se questa è una giocata molto azzardata. Vediamo di vedere il tutto. Vediamo. Guardate un po' le nostre belle Io vedo. monetine. Ah, va anche il nostro caro amico. Avanti, fai vedere un'altra carta. Ma giochiamo in 3, dannazione. Speravo di essere in 4. Non ci voleva questo 7, dannazione. E chip. Chip, io direi di seguire il nostro amico senza rilanciare e fare ovviamente giocate molto strane. Quindi Chip. vediamo cosa fa il nostro Cora Hoyt. Chip. Chip, perfetto, abbiamo una coppia di 10, speriamo in un bel trisso, magari una bella doppia coppia. Avanti amico mio. Oh, doppia coppia! Benissimo, qui possiamo fare Chip. ovviamente il nostro colpo. Vediamo di aumentare la portata, vediamo un po', rialziamo il tutto, vediamo di mettere almeno $150 per far impaurire un po' i nostri ragazzi. Allora, vediamo un po', $150 diretti sul piatto. Avete un assegno, amici miei, perché non vi basterà Rilancio. per ricoprire questa portata. Io vedo. Ecco che arriva Hoyt e anche il nostro caro Sam. Ci sono $600 sul piatto. Vediamo un po', addirittura coppia di K e asso. Vediamo il nostro Hoyt. No! Maledetto! Avevo vinto! Povero Sam! Nuova regola. Ah, guarda un po'. Abbiamo le stesse carte. Sam! Perché non alziamo la posta? Che ne dici? Foster o Jason Brody. Come cazzo ti chiami non me lo ricordo. Ma quanto pensi che sia stupido? Giochiamo, ti va? Carte a sinistra, giusto? Il nostro caro Sam, maledetto. Mi sa che salta il giro. Allora, ho visto la tua scenetta commovente con Riley. Mi è scesa una lacrimuccia. Beh, non è certo da me. Lo ammetto, ti ho sottovalutato. Torturare tuo fratello. Distruggere metà del mio business. Che dobbiamo fare, maledizione? Giocati la vita. Dannazione, non ho capito neanche cosa fare. Vediamo un po'. Ah, chi vince sopravvive. Forse ho capito. Mannaggia, le carte sul tavolo non mi sembrano abbastanza buone. Ma le cose vanno come vanno, vero? Io ti perdono. Non mi fido. Su, dimmi qual è il tuo prezzo. Tutti ne hanno uno. Voi siete solo burattini e noi tiriamo i fili. Ecco perché il sistema è stato ideato in questo modo. Si fotta il sistema! Nuovamente c'è un jack e un 10. Speriamo di avere le carte giuste questa volta. Non ho capito bene cosa sta succedendo. Probabilmente se vinciamo ci lascerà andare o viceversa. Vediamo un po' cosa abbiamo questa volta nella nostra nuova mano. Diamo un'occhiata. Coppia di 4. Oh. Sai una cosa, Jason? Sarò molto buono con te. Sei un uomo di famiglia. Ti taglierò un dito ogni volta che perdi. No! Forse inizierò con l'anulare. No! Maledetto! Oh, Jason! Ora non possiamo più sposarci. Avresti potuto unirti a me. Avrei premiato ogni lavoretto con del contante. Fottiti! Ammazziamolo, ragazzi. Non credere che la cosa mi piaccia. Dico sul serio. Non servono 10 dita per usare un coltello! Faccio questa roba da prima che tu nascessi. Avanti, abbiamo il coltellone di Rambo. Vieni qua, amico mio. Forza! No! Mamma mia, i tasti sono abbastanza complicati. Vieni qui. Mi hai deluso moltissimo, Jason.
Non hai nemmeno controllato tuo fratello Riley. Dov'è? Tranquillo. L'ho venduto a un tipo veramente speciale in Yemen. Gli piacciono giovani. Io ti ammazzo! Ho amici molto potenti che ti troveranno ovunque. Non resterà più niente No! di te. Vieni qua, amico mio. Non puoi vincere! Ho Ah, io sì? la mano migliore! E perché hai paura? Anche Jackie Chan è il nostro amico, eh? Mamma mia. Tuo fratello è sulla pista. Dobbiamo Non fare vorrei presto. certo perdere il volo. Partirà in ritardo. Eccolo! Stai fermo! Dannazione! No, maledizione! Sembra proprio un comando questo dannato, un berretto verde. Prendiamo il nostro coltello di Rambo. Forza! Beccati questo. Forza! Un altro colpo. Wow! Avanti! Mamma mia, Jason, dove hai imparato tutte queste abilità di combattimento? Wow, ce l'abbiamo fatta finalmente. Dannato, il nostro povero anulare, il nostro caro Sam, dannazione. Riley è sulla pista però, dobbiamo salvarlo. Probabilmente mancherà ancora qualche attimo. Ma le guardie dove sono, dannazione? Vediamo un po', ci hanno lasciato fare tutto. Poker Night, probabilmente il nuovo obiettivo sbloccato. Wow. Oddio.